Villach Hauptbahnhof, Villacco Centrale. La stazione di partenza del nostro treno, il treno 4803, Villach Hauptbahnhof Geschachmauten. Il treno è costituito da 3 vetture con locomotiva diesel della serie 2043. Le locomotive della serie 2043 sono state costruite all'inizio degli anni 70 per le linee non elettrificate austriache. Poiché in Austria le linee non elettrificate sono in genere di scarsa importanza e con traffico modesto, sono locomotive di media potenza, a differenza ad esempio delle locomotive diesel tedesche che sono invece locomotive di grande potenza. Vicino abbiamo visto la 1043, la locomotiva di origine svedese. Il nostro treno, tra l'altro, svolge anche servizio treno più bici. Dietro vediamo un elettrotreno pronto a partire per St. Veit an der Glan. Saliamo ora sulla 2043 per iniziare il nostro viaggio. Il segnale di partenza si dispone a via libera, verde-giallo, velocità 40. Manca, per disposizione di impianto, il segnale d'avviso della successiva stazione. Quando è a via libera questo segnale, automaticamente a via libera anche il segnale di protezione di Villacco Ovest. Si parte così dalla stazione di Villacco Centrale che si trova sull'antica linea della Drava Pusteria, la linea Marburg-Franzenfeste, cioè Maribor Fortezza. Ricevuto l'ordine di partenza, il macchinista avvia il treno. Ora, per raggiungere Villacco Ovest, si percorre il cosiddetto Drauwechsel, cioè il cambio della Drava. Un tempo, infatti, con un'enorme pendenza, fino al 1904 la linea saliva sul terrapieno che vediamo davanti e poi percorreva l'unico ponte sulla Drava. Poi venne ridotta la pendenza ed ora con questo nuovo raccordo in funzione dal 1904 la salita è più lieve. Ci si affianca così all'antica ferrovia rudolfiana e al triangolo che viene dalla linea dei Tauri. Si passa ora la Drava con il ponte di 117 metri e ci si affianca all'altra linea ferroviaria che oggi è solo di servizio merci. Le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di protezione di Villacco Ovest. Verde via libera e sotto l'avviso gialle 2 verdi a triangolo avviso velocità 60, suona l'Indusi. È già stata fatta la via libera al segnale di partenza, comunque questo in Austria ha un'importanza relativa perché il treno deve sempre fermare in base all'orario di servizio. Il nostro treno infatti ora si ferma nella stazione di Villach Westbahnhof per il proprio servizio viaggiatori. Questa stazione un tempo era la stazione delle ferrovie imperiali, cioè Villach Stadtbahnhof, mentre l'altra, Villacco Centrale, era Villach Südbahnhof. La situazione poi mutò dopo il 1918, con la fine della compagnia Südbahn, quando tutte queste linee divennero proprietà dello Stato austriaco. Si riparte da Villacco Ovest. Siamo ora sulla ferrovia del Principe Rodolfo, l'antica ferrovia Amstetten, Selstall, San Michael, St. Veit an der Glan, Villacco, Tarvisio, Jesenice, Lubiana. Oggi questo tratto è inserito nella ferrovia Pontebana, Villacco, Tarvisio, Udine.
Il segnale di partenza, 2 luci verdi, velocità 60. Ci fa ora passare sul binario di destra. Anche se la linea è banalizzata, comunque il binario regolare della circolazione è quello di destra. Passando accanto al deposito locomotive si esce ora da Villacco Ovest. La linea ora è a doppio binario e a destra vi è il binario unico riservato alle locomotive che dal deposito raggiungono il grande scalo di Villacco Ovest. Davanti a noi il segnale d'avviso dello scalo di Villacco Ovest mostra l'avviso di via impedita, 2 gialli orizzontali, ma adesso è cambiato in 2 verdi inclinati, avviso di via libera. Il nostro treno ora si ferma alla fermata di Warmbad-Villach. Questa un tempo era stazione, anzi la stazione di diramazione fra la ferrovia rudolfiana verso Tarvisio e la ferrovia transalpina verso Jesenice, ma oggi è diventata una fermata. Il vecchio fabbricato però è perfettamente conservato e vediamo il segnale di entrata dello scalo di Villacco Ovest, che mostra verde via libera e sotto 2 verdi avviso di via libera. Il nostro treno intanto si ferma a Warmbad-Villach. Mit tun aufgenommen? Mit Ton oder ohne Ton? Ja, ja. Mit Ton. Ja. Alles mit Ton. Abfahren. Abfahrt. Si riparte da Warmbad-Villach. Questo tratto di linea ora è tutto nuovo. Un tempo da qui partivano 2 binari unici affiancati che poi si dividevano, la rudolfiana e la transalpina. Ora invece, come si vede, la situazione è totalmente cambiata. Il grande scalo di Villacco Sud telecomanda tutti gli scambi di questo tratto di linea. Ecco ora il gruppo di scambi Warmbad. Siamo ora sul quadro di comando di Villacco Sud, che si trova lontano da qui, circa 3 km più avanti. Noi non vedremo lo scalo come lo scalo non vede noi, ci vede soltanto sul quadro di comando. Su questo tratto di linea la velocità è ora di 100 km l'ora. Siamo ora al segnale che protegge il gruppo di scambi Auen. Il segnale luce verde ci dà via libera. Il gruppo di scambi Auen, pure telecomandato, è oggi il punto di divisione fra la rudolfiana Pontebana e la transalpina verso Jesenice. Noi prendiamo ora la direzione di Arnolstein, e cioè di Tarvisio. A destra il binario che porta all'interno dello scalo. Si passa ora il fiume Gail con un ponte di 104 metri.
Dopo il ponte, un tempo, vi era la fermata di Milner, che poi con questi nuovi lavori è stata demolita e abbandonata. Si passa ora sotto il raccordo tra lo scalo e la linea di Jesenice. In alto vediamo invece il raccordo che proviene dalla linea di Jesenice. Lo scalo infatti è in senso orario, si entra da una parte e si esce dall'altra. Ecco ora un segnale d'avviso che ci avvisa via libera. A destra il binario d'uscita dallo scalo per i treni diretti verso Arnolstein e Tarvisio. Stiamo ora arrivando al gruppo di scambi Firnitz. Il segnale che protegge il gruppo di scambi Firnitz verde con accanto il segnale d'avviso di via libera del successivo segnale. Qui un tempo vi era sulla linea rudolfiana la stazione di Firnitz e oggi invece vi è la fermata impresenziata di Firnitz. Alles. Notfall. Abfahrt. Si riparte ora da Firnitz. Ablösen für die vorderen Pläne. Da fährt man nach Salzburg, nach Bielefeld, Davis, Jesenice und Kirchhausen. Erst bin ich in diesen Plan gekommen, jetzt fahre ich hauptsächlich diese Strecke. Aber ich fahre auch im Monat zweimal nach Salzburg und zweimal nach Bielefeld. Ja. Il segnale verde ci dà via libera sugli altri scambi del gruppo di Firnitz. Also vielleicht nächsten Tag als am Kalender einguckt, die Uhrreihe, so verkehrt oder trifft die drei Länder. Vediamo ora sulla destra allontanarsi il binario che porta i treni merci all'interno del grande scalo, di cui noi ora percorriamo una specie di circonvallazione esterna per i treni viaggiatori. In salita del 14 per 1000 si riprende velocità 100. Ora la velocità può aumentare a 120, che tra l'altro è la massima velocità per questa locomotiva. Un altro segnale d'avviso con due luci orizzontali
ci avvisa via impedita e suona l'allarme dell'Indusi. Vediamo ora da destra provenire il binario che serve per i treni provenienti da Arnolstein per entrare nello scalo. Ovviamente tutti questi binari sono percorribili in ambi i sensi, anche se lo scalo ha, come si è detto, un senso di circolazione orario. Il treno ora si ferma alla fermata di Neuhaus an der Gail. Davanti a noi vi è il segnale rosso, il segnale di partenza del grande complesso di Villacco Sud. Il segnale è rosso, ma d'altra parte il nostro treno è in perfetto orario. Subito dopo, infatti, il segnale passa al verde a via libera. Außersignal Villach Süd. Das ist das letzte Signal, ja. Das Einfahrsignal steht im Bahnhof. Genau, ja. Si riparte dalla fermata di Neuhaus an der Gail e si passa così il segnale di partenza del grande scalo di Villacco Sud. Abbiamo qui il gruppo di scambi West, cioè il gruppo di scambi Ovest, gli ultimi scambi del grande complesso di Villacco Sud. Riprende la salita al 14 per 1000. Ora in questo tratto la velocità può salire a 130, ma comunque la nostra locomotiva non riesce a superare i 120, in quanto velocità massima proprio del tipo della serie 2043. Come si può notare, l'accelerazione, anche se le vetture sono solo 3, è bassa. Questo tipo di locomotiva infatti è stato costruito per prestazioni economiche e non ha quindi una grande potenza. Ecco ora la tabella che ci avvisa della fermata di Peczkau. Il nostro treno si ferma così ora alla fermata impresenziata di Peczkau.
Si riparte da Peczkau. Die Maschine hat 1500 PS. Ja, weil ich denke, nicht so stark für ja, Garnitur. Intanto le tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso di Arnoldstein. Il segnale coi due verdi inclinati ci avvisa via libera. Stiamo per arrivare ad Arnoldstein, la stazione di origine della nostra linea secondaria. Su questa linea è in funzione il sistema austriaco del dirigente unico. Vedremo dopo più avanti come funziona questo sistema. Ecco il triangolo che avvisa la velocità 100, velocità riferita alla linea. Fino all'entrata di Arnoldstein, infatti, questo tratto di linea, come si è detto, ammette la velocità di 130. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione di Arnoldstein. Il segnale mostra verde via libera e sotto due gialli orizzontali e un verde basso, avviso di velocità 40. Suona l'Indusi. Il segnale di partenza è già disposto a via libera. Siamo ora sul tratto a velocità 100. Il nostro treno però ora frena per fermarsi ad Arnoldstein. Non vi è soltanto qui la fermata per il servizio viaggiatori. Vi è anche un'importante operazione da compiere per la sicurezza dell'esercizio. Ora infatti si va su un tratto di linea dove vi è il controllo degli incroci da parte del personale dei treni. E in più, secondo il sistema austriaco, lo stesso macchinista deve chiedere la via libera al dirigente unico. La stessa cosa è stata fatta anche dal dirigente movimento di Arnoldstein, che ha già chiesto al dirigente unico di Ermagor la via libera per il treno. Però il treno per partire deve anche avere la via libera da parte del dirigente unico al macchinista del treno. Questo avviene tramite un collegamento radio. Qui vi è ora il dirigente movimento di Arnoldstein che ci attende per dare poi l'ordine di partenza. Ecco ora il collegamento radio fra il macchinista e il dirigente unico di Ermagor. Il macchinista chiede l'autorizzazione a partire da Arnoldstein ad Ermagor e l'altro concede l'autorizzazione. So, passt jetzt. Abfahren. Abfahren. Infine si parte. Per quanto riguarda il controllo degli incroci, il treno 4803 incrocia ad Arnoldstein il treno 4802. Oggi però è domenica e il treno 4802 è soppresso. Il segnale di partenza verde-giallo ci dà velocità 40 per la deviata sulla linea secondaria. Vediamo ora sulla sinistra allontanarsi l'antica linea rudolfiana, oggi linea Pontebana, in direzione di Tarvisio.
Questo primo tratto della linea della Valle del Gail è elettrificato a seguito del servizio merci che si svolge su di un raccordo industriale. Questo tratto ora è particolarmente tortuoso e la velocità qui è di soltanto 50 km/h. Diese Strecke viele unbekannte Bahnübergänge. Ganz auf. Ja. Siamo ora in presenza dell'impianto industriale con i suoi raccordi e qui a sinistra vediamo anche il marciapiede di una fermata. Questa non è mai stata fermata per servizio viaggiatori, è una fermata destinata unicamente per gli operai del complesso industriale quando necessario. Un breve tratto ancora elettrificato come asta di manovra e poi la tabella azzurra ci indica la fine del tratto autorizzato per le locomotive elettriche e poi vi è la fine della catenaria. Ora la linea non è più elettrificata. La linea della Valle del Gail non presenta particolari pendenze, non si supera mai il 10 per 1000 e in più la linea segue i capricci della valle. È molto tortuosa ed è in un continuo sali-scendi, anche se progressivamente aumenta sempre di quota, vi sono spesso parecchie contropendenze. Una linea quindi dall'andamento molto favorevole. Questa linea però, essendo secondaria, ha un armamento alquanto scadente. Ecco ora intanto l'avviso di un rallentamento. La cifra 1 vuol dire velocità 10. Mentre intanto la velocità di linea ora sarebbe 60. Questa linea infatti è stata decisamente trascurata negli ultimi anni. Le sue condizioni sono così un po' precarie. Ecco ora l'unica opera d'arte importante della linea della Valle del Gail, il ponte sul fiume Gail. Il ponte è molto vecchio ed ecco il rallentamento con la lettera A di inizio. Il rallentamento è dovuto proprio alle condizioni del ponte. Questo ponte, lungo 60 metri, è l'unica opera d'arte importante di questa linea. 100 metri a sinistra vi è la confluenza del fiume Gailitz, che proviene da Raibl, cioè da Cave del Predil in Italia con il nome di Slizza. Il Gailitz, il piccolo Gail, confluisce qui nel grande Gail. Ed ecco ora la E di fine del rallentamento e il treno può così riprendere velocità 60. Come vedremo, lungo tutto il viaggio la velocità cambia spesso e oscilla fra i 50 e gli 80 km/h a seconda dei vari tratti. Questa linea negli anni 80 è stata più volte minacciata di chiusura come ramo secco. Si sono cercate varie soluzioni per salvarla. La prima è stata quella di sopprimere quasi tutte le stazioni, lasciandone soltanto 3. Poi si è ora escogitato un nuovo sistema, il sistema economico delle stazioni impresenziate con i deviatoi tallonabili. In questo modo certe stazioni che erano state eliminate sono ritornate nuovamente ad avere il binario deviato. La linea, come si è detto, ha il servizio a dirigenza unica. Non è stata chiusa all'esercizio e continua così a vivere, anche se in un sistema decisamente economico. Indubbiamente però l'armamento dovrebbe essere rifatto.
Si riprende ora a velocità 60, questo primo tratto di linea è molto pittoresco nel bosco. Vergessen den Fahrradständer hier in Arnstein, dazu den Fahrradständer in Herberger. Tiere darüber laufen. La linea ora esce dal bosco e dopo aver percorso questo tratto lontano dai paesi, ritorna verso il centro della valle. Il treno 4803 è diverso dagli altri treni che percorrono questa linea perché ora da Arnoldstein a Kesha Mountain è classificato come diretto ed infatti ferma soltanto in poche stazioni. Tutti gli altri treni fanno servizio esclusivamente locale, confermato in tutte le stazioni. Al ritorno succede la stessa cosa alla sera con il treno 4814. La valle del Gail, come si vede, è una valle molto ampia e decisamente pianeggiante. Si eleva di quota, ma molto lentamente. Ora un avviso di velocità 40 ed una tabella di falso avviso. Qui vi sarebbe un segnale d'avviso. Ci stiamo ora avvicinando alla prima stazione. E qui abbiamo i deviatoi tallonabili, perciò la velocità è obbligatoria 40 e in più una tabella ci annuncia poi un particolare segnale. Ecco la velocità 40 e poi ecco il segnale che mostra una luce viola. Questo segnale con sopra un trapezio ci indica che gli scambi sono tallonabili e che sono in questo momento in funzione senza problemi. Il nostro treno entra ora nella stazione di Netsch, sul binario a destra. Poiché gli scambi sono bloccati con le molle, i treni verso Kesha Mountain entrano sempre in questo binario
mentre i treni in senso contrario sempre nell'altro binario. Dopo quasi 9 chilometri, ecco così la prima stazione, Netsch. Ed ecco la lettera E che indica il punto di fermata. Una E rossa, da non confondere con la E di fine rallentamento che è nera. Jetzt muss man jetzt die Blinkinterlage einschalten. Jetzt geht der EK zum. Davanti a noi vi è un passaggio a livello. Per evitare una chiusura prolungata, ora il passaggio a livello viene chiuso dallo stesso macchinista. Egli aziona la propria radio del treno verso un apposito contatto che si trova sul fabbricato della stazione. In questo modo entra in funzione il passaggio a livello. Poi si accende la luce di controllo lampeggiante che indica che il passaggio a livello è in funzione. Für die Blinklichtanlage. Für 2 Schranken ist das. Wird um das Blinklicht. Si riparte da Netsch. In uscita vediamo ora lo scambio disposto per l'altro binario che viene tallonato e poi ritorna automaticamente nella posizione iniziale, mentre il segnale lampeggiante ci indica il funzionamento del passaggio a livello. La velocità di linea è ora 50. La linea procede come si vede serpeggiando nell'ampio fondovalle. Velocità 70. Ci si avvicina ora alla fermata di Emmersdorf. Questa fermata un tempo sorgeva prima dell'attuale fermata. Velocità 60. In questo punto sorgeva la fermata di Emmersdorf, che ora è stata spostata. Ecco la tabella che avvisa la nuova fermata.
Ecco qui un tratto in breve contropendenza. La nuova fermata di Emmersdorf, dove il nostro treno non si ferma. Emmersdorf, das war mal gut. Das ist wie einzuführen. Ja, wie Elbzug. Der nächste Halt ist Hermannsdorf. Der nächste Halt ist am Stefan Vorderfeld. Also Stefan. Außerdem Anhalt die Görtschaft. Dann kommt Hermannsdorf. Ci si avvicina ora a San Stefan Fördenberg. Questa era stata ridotta a semplice fermata ed ora è stata nuovamente ripristinata come stazione con i deviatoi tallonabili. Das ist ein gefährlicher Übergang. Davanti a noi vediamo ora la catena delle Alpi Carniche. Velocità 50. Ed ecco ora il falso avviso che ci annuncia il segnale di controllo degli scambi. Ed ecco il segnale con la luce viola con sopra il trapezio che indica il perfetto funzionamento degli scambi tallonabili. Ed eccoci entrare a San Stefan Fördenberg, in corretto tracciato però. Per questo non vi era la riduzione di velocità a 40. Ancora una volta i treni entrano sempre su questo binario e nell'altro senso sull'altro binario. Un altro segnale di passaggio a livello. Nuovamente il macchinista, tramite il proprio apparecchio radio, telecomanda la chiusura del passaggio a livello. Poi si accende la luce lampeggiante.
Si riparte così da San Stefan Fordenberg ed ecco lo scambio tallonabile. La velocità è ora 70. Der Strick auf die Notiz kommt, der ist ja Oberhermann war jetzt der Oberbau besser. Die Holzteile ist eine Schwierigkeit. Si continua per la vallata che è sempre molto ampia. La valle del Gail, come si vede, è anche molto bella, con moltissimi boschi ed ampie praterie. Velocità 60. Velocità 50. Ed ecco nuovamente un finto avviso. Bisogna aspettare ancora una volta il segnale di controllo degli scambi tallonabili. Ecco il segnale con la luce viola e il trapezio.
si entra in deviata nella stazione di Gerschak-Ferelak. Il treno si ferma alla lettera E. Abfahren. Si riparte da Gerschak-Ferelak. Il treno ora tallona lo scambio a molla. So, wer ausgestiegen? Ich bin ausgestiegen, oder? Nix. Niemand. Ja, so ist der Gefühl. Avviso di rallentamento a 40. Ed ecco la lettera A di inizio del tratto, soggetto a rallentamento per lavori. Ja, so ungefähr. Ja. So ungefähr. Ecco la E di fine rallentamento e velocità 60. Vediamo davanti a noi la lunga catena delle Alpi Carniche. Der Regen, alles sauber. Ci si avvicina ora ad un piccolo lago che si trova in questa zona, un lago molto pittoresco e frequentato per attività turistiche, il Pressegersee. Il lago comunque non si vede dalla visione del macchinista. Velocità 50. Ed ecco la tabella che ci annuncia la fermata Pressegersee. La linea qui praticamente gira attorno al lago che si trova a circa 600 metri sulla sinistra.
Ed ecco, mentre la tabella ci dà velocità 60, la fermata Presseghersee. Hab schon. Abfahrt. Si riparte da Presseghersee, velocità 60. Un'altra tabella che avvisa una fermata. Ed ecco la fermata di Villach-Kimburg, dove però il nostro treno non si ferma. Il villaggio di Villach è diviso in due parti, a destra Obervillach e a sinistra Untervillach, cioè Villach di sopra e Villach di sotto. Un altro segnale di passaggio a livello. Davanti a noi sempre la catena lunga delle Alpi Carniche. Al di là di quella catena si trova la Carnia, cioè la parte settentrionale del Friuli. Ed ecco apparire in fondo Hermagor, il principale centro della Valle del Gail, il capoluogo di questa parte della Carinzia. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Hermagor. Il segnale mostra 2 gialli e un verde basso, velocità 40, suona l'Indusi.
Il treno ora riduce la velocità per l'entrata in deviazione. Ecco il segnale di protezione verde-giallo 40. Manca l'avviso del segnale di partenza, il che significa fermata obbligatoria per tutti i treni. Si entra così ora in deviata in stazione di Hermagor. In base al controllo degli incroci abbiamo qui l'incrocio con il treno 4804 e infatti eccolo qui che ci sta aspettando. Ed ecco la stazione di Hermagor, dove si trova l'unico dirigente a movimento di questa linea, il dirigente unico. Nächste Halt ist Der nächste Halt ist Tröpolak. Tröpolak. Tröppela. Ja. Controllato l'incrocio, ora il 4804 è autorizzato a partire verso Arnoldstein. Intanto il macchinista chiede via radio al dirigente unico l'autorizzazione a proseguire fino a Keshak Mountain, autorizzazione che viene concessa. Anche se il dirigente unico si trova qui a 2 passi, comunque la comunicazione viene fatta per radio. Il via viene poi dato dal capotreno. Dal 1992, in base ad una disposizione nuova regolamentare delle ferrovie austriache, tutti i treni, salvo casi eccezionali di guasti ai segnali, vengono licenziati sempre dal capotreno. Si riparte da Hermagor. Vediamo il dirigente unico che presenzia la partenza. La lettera E è sormontata dal numero 4 per velocità 40 in uscita. Infatti in fondo il segnale di partenza mostra soltanto il verde, cioè una generica via libera. Perciò ogni binario è dotato di questo indicatore, un pericoloso passaggio a livello. Come si vede, anche qui vi sono i furbi. Si passa ora il ponte di 15 metri sul Gesseringbach, che viene da una valle laterale, la Gitschtal. Ma sono dovuta a spita Ed ora davanti a noi una nuova bella visione delle Alpi Carniche, con Lochwipfel, una bella montagna alta 2185 metri. Velocità 70.
Siamo ora in presenza di un raccordo industriale. Velocità 60. Da Ermagor stiamo viaggiando sul nuovo tratto, quello costruito per motivi della Prima Guerra Mondiale, inaugurato il 1 febbraio del 1918, come si è detto nell'introduzione, quando però il fronte ormai si era spostato dalle Alpi Carniche al Piave. Del resto gran parte di queste ferrovie costruite durante la guerra, come ad esempio la ora Predazzo oppure la ferrovia della Val Gardena, nacquero tutte in ritardo. Per quanto la guerra sia durata parecchio, lo stesso è difficile costruire una ferrovia in pochi anni. Ecco una tabella che ci avvisa una fermata. Ed ecco la fermata con una semplice panchina di Postram. Velocità ora 80. Il nostro treno da Ermagor a Keshaw Mountain ha pochissime fermate e adesso è praticamente un diretto. Un triangolo ci avvisava della riduzione a 60. Ed ecco velocità 60. Un altro avviso di fermata. Ed ecco la fermata di Vatshig. Il treno continua la sua marcia. Velocità di nuovo 80. Un altro avviso di fermata e questa volta il treno si ferma. Come si vede, su queste linee secondarie questi avvisi sono ad una distanza minore rispetto ai marciapiedi delle fermate. Ed ecco la fermata di Trepolak. Trepolak è una località importante, per questo il treno si ferma, perché verso sud, a circa 10 km, si trova un passo, il passo di Nassfeld, in italiano Pramollo, da dove poi si può scendere a Pontebba. Questo passo, un tempo secondario, è oggi diventato un'importante località turistica, soprattutto per gli sport invernali, sia da parte carinziana sia da parte friulana.
si riparte da Trepolac. Anche la prossima stazione è stata a suo tempo chiusa ed ora trasformata in stazione con i deviatoi tallonabili. Ecco il segnale del finto avviso che ci annuncia il segnale di controllo dei deviatoi. Ed ecco il triangolo che ci dà velocità 50. Ecco ora il segnale di controllo dei deviatoi con la sua luce viola e sopra il trapezio. Velocità 50 per la deviata. Ora il nostro treno qui non si ferma, però fa questo transito in deviata. Quindi un interessantissimo esempio di transito in deviata in stazione con deviatoi tallonabili. Ed eccoci transitare per Rattendorf-Jenig. Il treno ora esce e tallona il deviatoio. Poi velocità 70. Il nostro treno sta viaggiando in questo momento con 3 minuti di ritardo. Questo ritardo si è avuto ad Hermagor a causa di problemi di salita e discesa di viaggiatori. Poiché il treno viaggia praticamente sempre alla massima velocità messa in ogni punto dalla linea, un recupero è praticamente impossibile. Un altro stabella che annuncia una fermata. Davanti a noi l'ampia parte superiore della valle del Gail è sempre la catena delle Alpi Carniche. Ed ecco il marciapiede della fermata di Weidegg, dove il nostro treno transita.
velocità 60. Vediamo in fondo le case di Kirchbach, altra stazione trasformata in stazione in presenziata con i deviatoi tallonabili. Ecco il segnale del finto avviso. Quella sfilza di paletti che vediamo a sinistra portavano una volta i fili di manovra del vecchio segnale di avviso meccanico. Ed ecco il segnale di controllo dei deviatoi. Il treno ora frena ed entra in stazione di Kirchbach in Gailtal, dove vi è fermata d'orario. Nuovamente il treno si ferma prima della lettera E. Si riparte da Kirchbach in Gailtal. Il treno tallona il deviatoio d'uscita. Velocità 80. La valle si apre sempre più verso la grande conca di Keschachmauten.
tabella di avviso di fermata e poi si transita per la fermata di Reissach. Un triangolo ci annuncia una riduzione di velocità. Ed ora velocità 60. I monti che vediamo in fondo, a sinistra la catena delle Alpi Carniche, in mezzo la Valle del Gail e a destra invece le prime montagne della grande catena dei Tauri. La Valle del Gail fa infatti da divisione fra le due zone alpine. Ecco ora un altro segnale finto avviso. Ed ecco ora un segnale trapezio, senza la luce. Questo significa che la stazione per la quale ora transitiamo, Gundersheim, ha il binario deviato bloccato. Gli scambi cioè sono sempre bloccati per il binario di corretto tracciato. L'altro binario viene usato quindi soltanto in caso di bisogno. Si esce da Gundersheim e nuovamente velocità 80. Il trapezio è il tipico segnale delle ferrovie austriache ma anche tedesche per segnalare stazioni di questo tipo, con un binario deviato ma disabilitata agli incroci. Il medesimo segnale però, come si è visto, con la luce viola diventa il segnale di controllo per gli scambi tallonabili. Il treno riprende velocità. Davanti a noi l'ampia conca di Keschakmauten. Das ist korrekt. Das die nächste Kerngescheit. Di nuovo una tabella di finto avviso. Ed ora il triangolo che ci avvisa la riduzione di velocità a 60.
Ed ecco ora il segnale di controllo dei deviatoi. Si transita così in deviata per la stazione di Della-Kingailtal, anche questa con i deviatoi tallonabili. Ecco l'uscita dalla stazione e il tallonamento del deviatoio. Interessante questo transito deviato a 60. Continua velocità di linea 60, mentre l'ampia conca di Keshan Mountain è davanti a noi. E questo è l'ultimo tratto della ferrovia della Valle del Gail. Vediamo ora, davanti a noi, in alto a sinistra, la grande piramide del Monte Collians, alto 2780 metri, il monte più alto delle Alpi Carniche. Sulla cima di questo monte passa la linea di confine. Il monte, se il tempo è bello, è visibile da Udine. Un altro avviso di fermata. E questa l'ultima fermata di questa linea prima del capolinea. San Daniel. Il nostro treno transita. Siamo così arrivati nella grande conca di Keshack Mountain. Keshack e Mountain sono due villaggi vicini. Keshack a nord e Mountain a sud. La stazione si trova esattamente nel pianoro fra i due villaggi. Anche la stazione capolinea è disabilitata come stazione, ha gli scambi bloccati sul corretto tracciato ed un segnale di controllo dello scambio d'entrata. Però non è impresenziata. In questa stazione si trova un manovratore che riceve direttamente gli ordini via radio dal dirigente unico di Ermagor.
Ed eccoci arrivare al capolinea. Ecco il segnale del finto avviso. E poi il segnale di controllo dei deviatoi con la luce viola e il trapezio. Il nostro treno entra così in corretto tracciato nella stazione capolinea di Keshak Mountain. A sinistra vediamo una locomotiva diesel guasta. Questa locomotiva sta aspettando il nostro treno per venire poi portata a Villacco. In alto vediamo il monte Collians e a sinistra di questo monte l'insellatura del passo di Monte Croce Carnico, il Plechken Pass. Con 3 minuti di ritardo il treno 4803 si ferma così a Keshak Mountain. Il manovratore lo sta aspettando. Ecco la E del punto di fermata. Uno sguardo verso il monte Collians e il passo di Monte Croce Carnico. Ora il macchinista ha comunicato il giunto del treno al dirigente unico. Achso, gut. Das hat nicht genug verwirrt. Ora viene disposta la manovra, bisogna agganciare la locomotiva guasta e portare inoltre la locomotiva dall'altra parte delle vetture per il viaggio di ritorno. L'inversione della locomotiva è la manovra normale, ma in più bisogna aggiungere la locomotiva guasta. Dagli orari che sono stati fatti vi sono soltanto 10 minuti di tempo per l'inversione della locomotiva. In più, a causa dei 3 minuti di ritardo, abbiamo soltanto 7 minuti. Ora bisogna ancora aggiungere l'altra locomotiva, perciò è chiaro che il ritardo aumenterà. La locomotiva ora è avanzata mentre il manovratore gira i deviatoi a mano. Ed ora la nostra locomotiva retrocede e poi farà la doppia manovra di aggancio della locomotiva diesel guasta e poi di portarsi in testa al treno del ritorno. Siamo ora all'inizio della manovra, della doppia manovra. Il macchinista ora riprende la marcia, come si vede su ordine del manovratore, verso i deviatoi estremi lato Ermagor. Contemporaneamente il macchinista anche prega di trasferirsi nell'altra cabina. La locomotiva infatti è dotata di 2 volantini di comando sul banco di guida, quello di destra per la marcia normale, quello di sinistra per eventuali manovre quando il macchinista deve stare dal lato sinistro. Ora ha bisogno di portarsi su questo lato
La cinepresa perciò gli è di ostacolo e prega di cambiare cabina. Il cambio avviene passando attraverso la cabina motore della locomotiva. Questa ripresa però non è riuscita particolarmente bene. È tutta traballante. Ecco la cabina motore della locomotiva. Ed ecco l'altra cabina della locomotiva. In questa locomotiva lo spazio, bisogna dire, è poco. Oltre ad essere economica come prestazione, è anche economica come spazio. Ecco il manovratore ora che ha girato il deviatoio. Un pezzo della manovra però è saltato. Dal binario accanto siamo passati su questo binario. Ed ora stiamo agganciando la locomotiva diesel guasta. Una visione indietro verso Keshak Mountain. Le due locomotive sono ora agganciate, mentre vediamo le tre vetture del nostro treno. Vediamo anche dei carri merci. Tutte queste stazioni fanno anche servizio merci. Ovviamente in questo caso bisogna sbloccare gli scambi. Questo avviene anche nelle stazioni con deviatoi tallonabili, sempre su precise disposizioni del dirigente unico. Finalmente possiamo riprendere la manovra. Ci si porta ora oltre il deviatoio. Questo, come si vede, era tallonabile, in questo modo la manovra è semplificata e poi si può retrocedere sul binario di corsa addosso alle tre vetture. Ed ecco la locomotiva ora appoggiarsi alle tre vetture. Il treno per il ritorno è così costituito dalla locomotiva del treno, dalla locomotiva guasta inattiva, trainata e dalle tre vetture. Il treno per il ritorno si chiama 4806. Nella regola del controllo degli incroci
incrocia Keschermouten il 4803, però il materiale è il medesimo. Bauten ist beendet. Ecco il macchinista chiedere al dirigente unico di Ermagor la via libera fino ad Ermagor. Zu 4806 darf bis Hermagor fahren. Ende. Wir haben ein Fahrzeug mehr, gell? Die Lok ist dabei. Okay, servus. Il treno 4806 può così partire da Keschermouten. Hoppert. Siamo in ritardo di 7 minuti, sia per via dei 3 minuti dell'arrivo, sia per via della doppia manovra con l'imprevisto della locomotiva in più. Il treno prende velocità ed esce da Keschermouten. Adesso nel viaggio di ritorno è locale e ferma in tutte le stazioni. Velocità 60. Come si è detto prima, il 4806 incrocia Keschermouten il 4803. E questo una delle discordanze in campo ferroviario tra la teoria e la pratica. Per il fascicolo orario e per l'orario grafico si tratta di due treni diversi e quindi vi è l'incrocio. Nell'effettuazione pratica è il medesimo materiale che effettua i due treni e quindi pertanto il treno incrocia se stesso. Ma si tratta di due cose completamente diverse. Una è la teoria degli incroci, l'altra è l'effettiva utilizzazione dei mezzi per fare i treni. Si comincia a ridiscendere la valle del Gail. Wenn du weiter zurückgehst, Ja. musst du da weiter. Ich sta prego. Die Sonne direkt hier. Ach so, ja.
treno rallenta per fermarsi a San Daniel. Ecco qui la tabella, però storta, che annuncia la fermata. Fermata di San Daniel. Die fahren aber nichts mit. Bitte? Die fahren aber nichts mit. Wer fährt nicht mit? Aber treten schnell. Ja, schauen Sie mal. Gibt Abfahrt oder nicht? Abfahrt. Ja. Abfahrt. Ich hab nicht angeblendet wollen. Die fahren Ja, ja das mit. macht nichts, ja. Si riparte da San Daniel. Ja, Luft, da unten ist nichts. Weißt du, da hast du eine Verbindung mit der Zulu. Oder wenn du so komplett mit dir mal meldet. Ja, ist ja leid, du. Jetzt will ich in die Richtung, dann kannst du wieder sagen, dass der Kanal 2 jetzt gehen soll. Aber hat sich mit dir keiner gemeldet, ja, passt schon. Passt schon, ich wollte nicht fragen, aber wenn du dir was geht, ne? Okay. Passt. Mach ich sogar, nicht. Servus. Wieder für eine neue Sendung gemeldet. Das ist wieder für die Sendung gemeldet. Ihr war das selber. Schon? Ah, nein, ich hab mir noch nicht so gesagt. Achso, ja. Da gebe ich schon einmal. So, das war's. Tabella di finto avviso, la si vedeva male a causa del sole, e triangolo di riduzione di velocità. Ed ecco ora il segnale di controllo degli scambi. Con la luce viola il trapezio, velocità 40. Ed ecco la stazione con gli scambi tallonabili di Della Kimgailtal. La tabella è di arresto. Purtroppo il viaggio di ritorno si svolge quasi tutto contro sole e questo impedisce la visione di molti particolari. Si riparte da Della Kimgailtal. Ed ora si tallona lo scambio. Velocità ora 80.
tabella di finto avviso appena passata. Ed ora segue il segnale trapezio senza luce. Infatti la prossima stazione ha gli scambi bloccati per il binario di corsa. Ecco il trapezio. Si arriva così a Gundersheim, velocità 40. Und jetzt verspätet bis viel. Ja, bis wieder, ja. Sagt er was? Ah, das ist ja eine Sensation. Das soll ja Abfahrt. Partenza da Gundersheim. Da Lok zusätzlich drauf, die Lok ist schwerer. Und hier Aufenthalte, was normal empfohlen, da habe ich jetzt einmal eine Minute Zeit hingesperrt. Okay, höchstens noch mehr Verspätungen. Müssen alle Leute gut zusammenarbeiten, weil die werden uns schnell Opfer geben, nichts umerwarten oder was. Ja. Dazu ist aber 31, den kann noch Zug wieder. Ja. Wenn wieder das Beste geben, dann sehen wir was aus davon. Ed ora velocità 60. Ora velocità 80. Ma ecco che si avvicina alla fermata di Reissach. Ecco la tabella. Il treno si ferma alla fermata di Reissach. Abfahren.
Si riparte da Reisach. Avviso di velocità 40. Tabella di finto avviso. Velocità 40. Ed ecco il segnale con la luce viola di controllo degli scambi. Siamo arrivati a Kirchbach in Gailtal, altra stazione con gli scambi tallonabili. Abfahren. Si riparte da Kirchbach in Gailtal. Ecco la tabella E e poi lo scambio che viene tallonato. Velocità 60. Vediamo sulla destra i paletti superstiti dove passava il filo che manovrava l'antico segnale di avviso.
Tabella di avviso di fermata. Il treno frena. Ed ecco la fermata di Vaideg. Abfahren. Abfahren. Si riparte da Vaideg. Da hier ist Black. Nein, da ist ja Benefit. Da hat man besser. Da wird Knopf. Da gleich weg, also das sehen. Was? Ein paar Meter von Thomas Black. Aber nicht genau. 3 Minuten haben wir. Weil die Frau noch einmal der bis auf Rex ist, hat dagegen zu und gehalten. Hier fällt es mal auf. Gleich so gut. Ja. Stellt den Herr mal gerade jetzt meistens draußen hat. Weil die Frau hat ja. Das wird ja nicht abgeschlagen werden. Du musst nur früher schon schauen. Ja, ja, ja. Tabella di finto avviso. Segnale viola di controllo degli scambi. Il treno si ferma ora alla stazione con scambi tallonabili di Rattendorf-Jenig. Abfahren. Aufpassen. Si riparte da Rattendorf-Jenig. Ecco la tabella e poi lo scambio che viene tallonato.
Bach da, der da, ist da heruntergekommen. Und daher, die Bahn drüber, da war alles, so alles unter Wasser, Verkehr zu. Velocità 80. Alles. Ma bisogna ora frenare per la fermata di Trepolac. Ecco la tabella della fermata. Come è stato appena spiegato, questa zona alla fine degli anni 70 venne inondata e sia la strada che la ferrovia sparirono sott'acqua a causa di un'inondazione del fiume. Ecco la fermata di Trepolac. Trepolac, come si è detto prima, è il punto di partenza per salire al passo di Nassfeld, il passo di Pramollo, da dove poi è possibile scendere a Pontebba. Guardando la strada si può proprio vedere la diramazione che porta in alto al passo di Nassfeld. Siamo qui più o meno alla medesima altezza di Pontebba. È interessante notare che uno dei primitivi progetti di raddoppio della ferrovia pontebbana prevedeva una galleria di 10 km sotto le Alpi Carniche da Pontebba ad Ermagor e poi una linea a doppio binario di pianura da Ermagor ad Arnolstein. Questo progetto però è stato poi scartato perché si è voluto ad ogni costo che la ferrovia passasse per Tarvisio. Forse era un progetto migliore perché oltre alla galleria di valico, come si vede qui la valle è larga e non vi erano poi problemi fino ad Arnolstein. Il treno è ripartito da Trepolac. Altra tabella di fermata. Ed ecco la fermata di Vatschik. Si riparte da Vatschik. Qui siamo in lieve salita e come si vede la macchina sforza di più rispetto a quando la partenza avviene in discesa. Come si è detto prima, questa locomotiva diesel ha soltanto una media potenza. Velocità 80. Nein, aber der Zugführer weiß ja, der kann ja sagen, ja, pass auf, dort wo geht's hinten zum Bahnsteig. Und dann sollst du jetzt dahin, durch den Supermarkt Verspätung haben. Ja, genau. Das ist ja nach Bedarf auch, wenn du als Zugführer so viel. Genau, ja.
habe ich aufgehört in aller Situation. Länger versuchen oder um die Minuten kämpfen, aber oft einmal nur zuerst am Ora siamo di nuovo in discesa e come si vede la macchina corre più speditamente. Bisogna dire che il macchinista sta sfruttando nel migliore dei modi le caratteristiche della linea. Intanto un triangolo ci ha annunciato la riduzione di velocità. Tabella di fermata. Velocità 60. Il treno però frena per fermarsi alla fermata di Postran. Postran, curiosa fermata, marciapiede con panchina. Si riparte da Postran. Ecco il raccordo industriale vicino ad Ermagoro. Danken. Ich glaube, wir haben ja relativ bestellt. Ob wir noch wieder auf die Ober haben. Was das aufstund? Das ist eine scharfe Tour, das. Ja. Ora una tabella triangolare con la cifra 4 ci avvisa un rallentamento, mentre possiamo già vedere le tavole di orientamento del segnale di avviso di Ermagor. Ecco l'avviso del rallentamento ed ecco le tavole di orientamento e poi il segnale con le due luci verdi inclinate ci avvisa via libera. Il treno ora frena per rispettare il rallentamento. Il segnale di protezione verde ci dà via libera, mentre la lettera A su fondo giallo indica l'inizio del rallentamento a 40.
La mancanza del segnale d'avviso impone l'arresto a tutti i treni rispetto al segnale di partenza. Ed eccoci così arrivare a Hermagor, il capoluogo di questa regione della Carinzia. Finisce qui l'alta valle del Gail, la Obergailtal. Ora velocità 50 e poi a sinistra la lettera E di fine del rallentamento. E finisce così il tratto inaugurato nel 1918. Ora, da qui in poi, la ferrovia è in funzione dal 1894. Il treno si ferma in stazione di Hermagor. Il ritardo in partenza da Keschamauten di 7 minuti è ridotto a 4, grazie all'abilità del macchinista nel sfruttare il percorso in discesa. Ecco la tabella H di arresto. Ora il macchinista deve chiedere al dirigente unico l'autorizzazione a poter procedere fino ad Arnolstein, via radio. Ah, mijn schim is sicher door. Ja, ja, sta je zie. Dat is oké. Ich habe eine Anfrage für Zug 4806 in Hermagor. Zug 4806 darf bis Arnolstein fahren. Servus. L'autorizzazione è stata concessa e il treno può ripartire da Hermagor. Anche se la stazione è presenziata dal dirigente unico, comunque dal nuovo regolamento il via viene dato sempre dal capotreno. Sagt er was der Zugführer? Zugführer kommt heute her. Ach so. Abfahren. Abfahren. Tuttavia un breve indugio nel servizio viaggiatori e si riparte con 5 minuti di ritardo. Alle 3 Minuten. Ah, bitte mehr. Alle 3 Minuten. 3 Minuten? Oh, 3 Minuten, ja. Ecco in fondo il segnale di partenza verde che ci dà via libera. Poiché il segnale è generico per tutti i binari, abbiamo visto sui binari deviati le tabelle E con l'indicazione di velocità 40. Velocità 60. Segnale di passaggio a livello con la luce lampeggiante. Aber ich sage ja, einige von den Pelotos drüber. Ich als Privatauto ist vorher nicht. Die Privatfahrer sind auch nicht. Tabella di avviso di fermata.
Il treno si ferma così a Villach-Kienburg. Villach, come si è detto prima, è diviso in due parti. A sinistra abbiamo Obervillach e a destra Untervillach. Il treno ora frena per fermare alla fermata di Pressegersee. Siamo qui nelle vicinanze del bellissimo lago che si trova a circa 600 metri sulla destra. Ecco l'avviso della fermata. Ed ecco la fermata Pressegersee. La velocità ora di linea è qui 50. Il treno riparte e prende velocità 50. Ecco un segnale lampeggiante di passaggio a livello.
Un triangolo appena passato ci annuncia riduzione di velocità. Ecco la A di inizio del rallentamento per lavori in corso. Rallentamento a 40. Ed ecco la E di fine rallentamento. È appena passata la tabella di finto avviso. Tutto questo tratto controsole ha reso il film abbastanza oscuro. Ed ecco il segnale degli scambi della stazione di Gerschak-Ferelak, anche questa con i deviatoi tallonabili. Si riparte e dopo la lettera E si tallona lo scambio. In alto, fra le nuvole, sono apparse le cime delle Alpi Giulie, che dominano questa ultima parte della valle. Ora velocità 70.
tabella di finto avviso e segnale di passaggio a livello. Ed ora segnale di controllo degli scambi insieme a luce di passaggio a livello. E il treno entra così ora a 40 km l'ora nella stazione di St. Stefan Verdenberg. Ecco la lettera E. Si riparte da San Stefan e si tallona lo scambio. Da muss man halt am Westbahnhof schon zusammengepackt haben und stehen und sofort nehmen. Velocità 60. Vediamo ora in alto la sagoma del Dobrac, l'Alpe di Villacco. Tabella di avviso di fermata. Un'altra visione completa del Dobrac, la bellissima Alpe di Villacco, mentre il treno si ferma alla fermata di Emmersdorf. Obwohl,
riparte dalla nuova fermata di Emmersdorf. Magnifica visione dell'Alpe di Villacco. Qui si trovava la vecchia fermata di Emmersdorf. Velocità ora 80. Avviso di riduzione velocità a 60 con il triangolo. Velocità 60. Ci avviciniamo ora, prima di Netsch, ad una serie di passaggi a livello, che saranno preceduti dall'apposito segnale con la luce lampeggiante. Ecco una tabella di passaggio a livello insieme alla tabella di finto avviso. Ed ecco ora il segnale di controllo degli scambi insieme ad un altro segnale di passaggio a livello. Poi ancora un altro segnale di passaggio a livello. E il treno entra in stazione di Netsch. Anche questa con i deviatoi tallonabili. Abbiamo al momento 6 minuti di ritardo al momento di ripartire da Netsch.
piccola tabella e poi lo scambio che viene tallonato. In fondo, fra le nuvole, vediamo le Alpi Giulie, il gruppo del Mangart, e quella cima triangolare è la cima Ponza, la zona sopra i laghi di Fusine. Ora la linea lascia qui la parte centrale della valle e si addentra in una zona boscosa. Alle Strecke abgefahren. Was? Italien. Eccoci ora arrivati nel centro della zona boscosa, e questa una zona particolarmente pittoresca. Ci stiamo ora avvicinando all'unica opera d'arte importante di questa linea, il ponte sul Gail, dove vi è rallentamento a 10 km all'ora perché il ponte è molto vecchio. In questo caso il rallentamento è segnalato dalla tabella triangolare con la cifra 1, cioè 10. Pontevana bald fertig? Pontevana Strecke? Freundschaft in der Ja, man, unsere Tage so wird. Bis Ponteva ist fertig. Ponteva ist Seit 12. Juli. Ja, Danach. dann ja. Wie weit geht die herauf zu uns? Wie weit? Bis Ponteva. Bis Ponteva, ja. Quest'anno si sa, Ja. Bis Ponteva. Riale. Ja, ja. Ja. Paolo Renzi. Ecco l'avviso da rallentamento a 10.
Ora il treno frena. Is de brücke kaputt? Ja, Gut, sie ist die Auflage. 100 Jahre alt. Ed ecco il grande ponte sul Gail lungo 60 metri da passare a 10 all'ora. È la lettera A che indica l'inizio del rallentamento. Vom Bahnbau her, also bitte, 100 Jahre. Tut uns nichts mehr weh mit 100 Jahren. Oder? Qui 100 metri sulla destra vi è la confluenza del Gail con il Gailitz. Il Gailitz proviene da Cave del Predil, in tedesco Reibl, e in Italia si chiama Slizza. Da habt ihr einen Bau hinterher, was hergestellt Achso, ja, ja. Vielleicht machen sie es durch. Ja. Ed ora la lettera E di fine del rallentamento. Viele Nebenbahnen, in Norditalia gibt es auch viele Nebenbahnen mit Diesel und so oder weniger. Ci avviciniamo ora a quella piccola zona industriale prima di Arnoldstein, dove vi è la trazione elettrica. 60%. Achso, ja, 60%. Alle Nebenbahnen. Ja. Die Norden ist wenig, aber Mitte und Süden Sizilien sind 17% in Ja. Sardinien, Alle, ja. Ed eccoci nuovamente sotto il filo aereo. Si passa ora per quella fermata mai usata in orario, usata invece per gli operai della zona industriale, quando necessario. E poi abbiamo gli scambi dei raccordi. Das war aber nicht. Das sind gewisse Züge stehen geblieben, aber nicht offiziell. Jetzt ist aber wieder offiziell geworden. Ora vi è questo tratto tortuoso con velocità 50. Da waren alles Berge. Die sind jetzt alle. Ed ecco il segnale d'avviso di Arnoldstein che avvisa via libera. Vi è qui un sistema moderno di segnalazione. Poiché l'entrata in stazione di Arnoldstein deve avvenire a 40 velocità di linea, il segnale non dà riduzione di velocità ma semplicemente via libera. Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione ed ecco il segnale che ci dà via libera con avviso di via libera, perché è già stato disposto a via libera anche il segnale di partenza. Il treno comunque deve fermarsi obbligatoriamente per il proprio orario. Ed eccoci arrivare ad Arnoldstein, alla fine della linea della Valle del Gail. Da destra l'antica linea rudolfiana, ora Pontebana, che proviene da Tarvisio. A 40 km l'ora il treno entra ora in deviata in stazione di Arnoldstein. E qui vediamo fermo il treno 4807 con cui abbiamo l'incrocio. Il dirigente movimento ci sta aspettando perché a lui va consegnata la carta con la quale il macchinista chiedeva la via libera al dirigente unico.
Ecco il treno incrociante che attende di partire verso Kescharmauten ed ecco il dirigente movimento che ci attende per ritirare la carta. Viene poi dato il giunto al dirigente unico di Hermagor. Soltanto dopo la concessione del giunto, il treno incrociante può partire sulla linea verso Hermagor. Noi ora siamo tornati sulla linea principale e da qui in poi fino a Villacco è in funzione il blocco automatico banalizzato. La sosta ad Arnolstein d'orario è di 4 minuti. Ripartiamo subito e così il nostro ritardo da 6 si riduce a 2 minuti. Quella luce bianca che abbiamo visto è una novità del regolamento austriaco e significa che il segnale di partenza è disposto a via libera e un ripetitore per il capotreno. Il treno riparte ora da Arnolstein. La velocità della linea è qui 130, ma la nostra macchina non può superare i 120. Ecco il segnale di partenza verde che dà via libera. Dann ist aber schon aus dem Bereich raus. Ja, nein, war schon. Das soll dann mal hochgekommen sein, und dann mit dem nächsten aufgefahren. Vorher war nichts so, weil da kann ich nicht freistellen. Dann schauen, wenn er wenigstens so hin freistellen, dann nicht auf der Strecke sein. La linea è ora in discesa del 14 per 1000. Großes Feld von Dreiländereck. Italien, Jugoslawien und Österreich. Dreiländereck kommt bei uns. In Jugoslawien. Ja. Slowenien, ja. E questo è il nuovo tratto a doppio binario dell'antica ferrovia rudolfiana, la ferrovia che collegava Amstetten a Lubiana passando per Selsta, San Michael, San Veit an der Glan, Villacco e Tarvisio Jesenice. La tabella di fermata ci ha ora preannunciato la fermata di Peczkau. E il treno frena. Ed ecco la fermata di Peczkau. Haltestelle Chile ist die Bälle dann. Abfahren. Si riparte da Peczkau, mentre ora vi è il segnale d'avviso dello scalo di Villacco Sud che coi due verdi inclinati ci avvisa via libera.
Ecco le tavole di orientamento e poi il segnale verde che dà via libera di entrata dello scalo di Villacco Sud, di cui ora percorriamo la circonvallazione esterna. Ecco il gruppo scambi West, cioè il gruppo scambi Ovest dello scalo, tutti telecomandati dal posto centrale. Vi è qui la diramazione che consente ai treni provenienti da Arnoldstein di entrare allo scalo, a sinistra. Lo scalo è a senso orario, si entra da una parte e si esce dall'altra. Intanto il treno si ferma alla fermata di Neuhaus an der Gail. Si riparte da Neuhaus an der Gail. Ora in questo tratto di linea la velocità scende a 100. Ecco il triangolo con la cifra 10 che annuncia la riduzione di velocità e poi la tabella quadrata 10 più avanti indica il punto dove vi è velocità 100. Intanto in alto il segnale d'avviso ci avvisa via libera coi due verdi inclinati. Vediamo ora da sinistra chiudersi il triangolo di entrata allo scalo merci. Ecco la tabella 10 ed ora questo gruppo di scambi è protetto dal segnale in alto verde con vicino il segnale d'avviso, verde con due verdi, via libera con avviso di via libera. Siamo qui al primo gruppo di scambi Firnitz. Questo treno merci che vediamo transitare è quindi appena uscito dallo scalo. Un tempo qui vi era la fermata di Firnitz ed ora il treno si ferma alla nuova fermata di Firnitz. Siamo qui proprio vicinissimi al cuore dello scalo di Villacco Sud che si trova sulla sinistra a circa 300 metri. Si riparte da Firnitz ed ora la luce verde del segnale ci dà via libera sugli altri scambi del gruppo Firnitz.
Vediamo ora a destra il raccordo per i treni che provengono dalla Transalpina, cioè da Jesenice, per poi andare allo scalo. A sinistra invece il binario di uscita dallo scalo merci. Questi binari naturalmente sono tutti banalizzati, anche se il senso d'uso e quello orario possono essere percorsi anche in senso contrario. Mentre l'uscita dallo scalo e la linea per Jesenice si allontanano, passiamo nella zona dove un tempo sorgeva la fermata di Milner, mentre un segnale d'avviso in alto ci avvisa via libera. E poi si arriva al grande ponte sul fiume Gail di 104 metri. Si passa sotto il binario d'uscita dallo scalo verso la linea di Jesenice e dopo il ponte vi è la riunione con la linea di destra che viene da Jesenice, la Transalpina. Ecco intanto un segnale verde 2 verdi, via libera, avviso di via libera. E siamo ora al gruppo di scambi Auen, la congiunzione fra la Transalpina e la Rudolfiana Pontebana. Un tempo qui le due linee si affiancavano a binario unico e poi proseguivano fino alla prossima stazione vicine. Ora invece vi è questo gruppo di scambi, il gruppo scambi Auen dello scalo di Villacco Sud. La velocità è ora 100. Il binario più a sinistra è riservato alle locomotive isolate che raggiungono lo scalo dal deposito locomotive di Villacco Sud oppure vi fanno ritorno. Ci avviciniamo ora all'ultimo gruppo di scambi telecomandato dal grande scalo, il gruppo Warmbad, e il segnale che lo protegge con il suo verde ci dà via libera. Intanto il treno frena per fermare alla fermata di Warmbad-Villach. Un tempo Warmbad-Villach era stazione. Qui si riunivano la Transalpina e la Rudolfiana Pontebana e oggi è diventata fermata impresenziata, ma i vecchi edifici sopravvivono ancora. Si riparte da Warmbad-Villach. A sinistra sempre il binario riservato alle locomotive isolate. Le tavole di orientamento ci annunciano ora il segnale d'avviso di Villacco Ovest. Il segnale con i 2 verdi inclinati ci avvisa via libera. Il segnale di protezione di Villacco Ovest sta sotto un triangolo con la cifra 6 che indica la riduzione a 60 all'uscita della stazione. Questo triangolo è collegato con il magnete Indusi e va pertanto tacitato, con l'allarme che suona.
Ed ecco ora il segnale di protezione di Villacco Ovest con sotto il triangolo 6. Verde 2 verdi, via libera, avviso di via libera, e suona l'Indusi. Si entra a Villacco Ovest. Anche se il segnale di partenza è già via libera, comunque il treno deve fermare d'orario. Sulla sinistra vi è il grande deposito locomotive. Villacco Ovest, come si ricorderà, nacque come Villacco Stato, Villach Stadtbahnhof, sulla linea rudolfiana, mentre invece Villacco Centrale era Villach Südbahnhof, sulla linea privata della compagnia Südbahn, Maribor-Marburg, Fortezza Franzenfeste. Il treno ora si ferma a Villacco Ovest. Il segnale di partenza mostra il verde via libera e sotto il segnale d'avviso 2 gialli orizzontali e un verde basso, avviso di velocità 40. Il treno si ferma a Villacco Ovest e il macchinista è riuscito a recuperare il ritardo. Siamo ora in perfetto orario. Ecco il segnale di partenza sotto il segnale d'avviso 40. Ich habe nur, weißt du, damit bin ich cool. Aber ich habe sonst eigentlich selten. Ja. Sehr selten. Come si riparte da Villacco Ovest, il magnete dell'Indusi suona e bisogna tacitarlo. Ed ora siamo sul tratto da percorrere a 60 come indicato poi dalla tabella 6. Abbiamo qui ora 2 binari unici, il binario di sinistra, l'antica rudolfiana, che poi porta anche a raccordo triangolare con la linea Drava-Pusteria e di Tauri per i treni merci. Il binario che percorriamo noi è il cosiddetto Drauwechsel, cioè il cambio della Drava. Un tempo infatti vi era solo un ponte sulla Drava e poi una ripidissima discesa a Villacco Centrale, sostituito poi nel 1904 da questo nuovo tracciato che comincia qui a scendere, per cui abbiamo 2 ponti, uno diritto e l'altro in lieve discesa. I grandi ponti sulla Drava lunghi 117 metri. Dopo il ponte il segnale di protezione di Villacco Centrale, verde-giallo, velocità 40 e sotto 2 gialli, avviso di via impedita, e nuovamente suona l'allarme dell'Indusi. Na, da herunter nicht. Ja, eben. Nein, so steil runter. Ed ora, mentre da sinistra provengono i binari della linea della Drava-Pusteria, ora importante relazione dei Tauri, il nostro treno 4806 in perfetto orario entra nella stazione di Villacco Centrale, Villach Hauptbahnhof. Finisce così il locorama della linea della Valle dei Gai. Il viaggio Villacco Keschenmauten e ritorno, compiuto con il treno trainato da una locomotiva diesel della serie 2000.